Scatman's World. Ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su Formula 1 2012. Ragazzi, proviamo il volante. È veramente difficile. Allora, un po' di notizie. La prima è la GP4, è un gioco vecchiotto, quindi con il volante, insomma, non è proprio supportato alla grande. Vediamo, sarà un po' dura, però poi difficilissimo. E Euro Track Simulator invece, intanto vabbè, una figata, ragazzi, col volante, è una cosa da pippe mai vista. Però, boh, scusate, forse con 6 gigabyte di RAM in meno mi dà problemi, ma con Fraps ho problemi, ragazzi. Senza Fraps, ciao, senza Fraps perfetto. Con Fraps un po' di problemi, quindi al massimo posso fare i primi video magari dalla webcam, registrando il monitor e il volante. E poi c'è Formula 1, ragazzi, difficilissimo, anche a Melbourne, che è la mia gara, cagate come indiane a raffica. Adesso vediamo, facciamo una gara di 3 giri. Ho bisogno dei seguenti consigli: cosa fare per migliorare, setup del volante, force, feedback, sterzo, cazzo si chiama, la saturazione sterzo, saturazione acceleratore, queste cose qua che il comando non ci capisce niente da buon gondolaro. Va buon raga, andiamo dai. Vai ragazzi, sono pronto alle figure di merda col volante, vai. Vai raga. Ragazzi, ho bisogno di tanti consigli, perché sennò ci metto 30 anni prima di fare il primo mondiale col volante. Oh, ho fatto una curva giusta, grande Comenda! Ho fatto la curva giusta, sì! Forse due. Vedi, rallento troppo, perché non ho la misura della frenata, porca miseria. Non puoi sbagliare niente col volante, eh? Aspetta, già sbaglio col joystick, pensa a te, ciao. La vedo molto dura, ragazzi. Forse mi abbassando a livello facile, forse ce la faccio. Altrimenti con livello massimo la vedo molto dura. Già 2 ritiri intanto, anche su 3 giri. Colpa del Comenda. Dai, cazzo, dai! Almeno fare una gara, una prova dignitosa, insomma. Già riceverò insulti, giustamente. Comenda, sei una pippa! Comendone, sei una pippa! E obesa! Sei una pippa obesa! Ma allora, fermo! Mamma mia, che tristezza di Comenda, fiai. Ma sì, tagliamo la strada, tanto chi se ne frega. Mi supera comunque il Maldo. Sorpasso col volante, il Comenda sta tornando, fiai. Però un gondolare al volante, ragazzi, è già qualcosa di grande. Un applauso al Comendone. Eccolo qua il Maldo, ancora che rompe il cazzo. Abbiamo perso una posizione, ma se restiamo in possiamo riconquistarla. Sono già andate via. In terza posizione. Le altre macchine sono già andate, ragazzi, madonna. Scusate per questo video di merda. Ma guarda che non è tanto diverso col joystick in realtà, solo che almeno col joystick me la gioco un po' di più. Mamma mia, che sofferenza, fioi. Che sofferenza obesa. Devo capire i tempi di frenata. Basta. Il Comendone sta diventando un grande, fioi. È ufficiale. Che Comendone, madonna, che Comendone. Allora, basta. Nuovo Pro Gamers. Quante, mamma mia. Mi sembra sempre di perdere la macchina. Guarda che giri, figlio. Giro record proprio, mamma mia. 1,37. 1,37. Vergogna comendiana. Vergogna comendiana. Mamma mia.
Dai che forse riesco a finire la gara. Mamma mia. Dai, facciamo un giro decente. Dai, un giro decente come no. Già 14 secondi in 2 giri, poi. Non che credo. Ah! Proprio Alonso è a 2 miliardi, già doppiato quasi in 3 giri. Cazzo, premi al carburante, oh. Madonna! Oddio! Va bene raga, un po' di pietà ragazzi, il primo video col volante. Ha vinto Grosjean ragazzi, cioè ha vinto Grosjean. Dai che forse riusciamo a finire la gara, dai 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 dai. Grande Cumendone, grande. Grande ragazzi. Allora ragazzi, è veramente, veramente dura. Allora, bisogna veramente di consigli sullo stile di guida, sui setup, su queste cosette qua. Ci vorrà un po' di tempo, perché sono ancora veramente una pippa di proporzioni obese, però con calma. Il discorso di Aerotrack ho spiegato, spero di risolvere. E con GP4 ci sarà un po' più dura, però non preoccupatevi, insomma... il Comenda è pronto a sfornare tanti video con il volante. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!